Bentrovati in nuova puntata di Die Pro Die, siamo sempre a Cremona e questa volta siamo in compagnia della mia amica Chicanu. Questo è il suo nome d'arte, lei è una grande artista che è sarda perché tu sei di Carbonia. Sono di Carbonia, sì. E vivi a Parma. Vivo a Parma da 12 anni. Ma hai iniziato a fare l'artista quando? Quando hai iniziato a dipingere? Ho iniziato da piccolissima, che facevo ritratti sulla carta del pane. Se in altri tempi si usava la carta del pane, quella scura. Io mi divertivo così con le matite di mio nonno che faceva il falegname a fare ritratti alla famiglia. Si parlerà molto di arte e dei tuoi quadri, però io vorrei anche parlare poi di questo rapporto che hai con la tua Sardegna, con la nostra Sardegna. Comunque tu sei la vicepresidente di Pizzinos in Sardegna. In Sardegna, sì, che è un'associazione Onlus. Da poco siamo riusciti a dare la mano a un bambino sardo, appunto, che aveva necessità del nostro aiuto, e l'associazione è ancora sul nascere, diciamo, per cui ancora dobbiamo crescere, dobbiamo farci conoscere e piano piano con l'aiuto di tutti, insomma, speriamo di... Ma quanti siete poi in questa associazione? Guarda, quanto siamo adesso non lo so sinceramente. Io tra l'altro te l'ho detto già al telefono, no? E te lo ripeto adesso, lo dico anche con la televisione, io vorrei far parte della vostra associazione e quindi mi devo iscrivere assolutamente quanto prima. Molto volentieri. Ora, io so soltanto che siamo nati praticamente con 5 fondatori e piano piano tante persone si stanno aggregando. Io non so il numero esatto di iscritti perché essendo io a Parma non sono aggiornata tutti i giorni, insomma, però so che tutti i giorni ci sono dei nuovi iscritti e l'associazione sta piano piano crescendo. Ma l'associazione non vive solo in Sardegna, vive anche per tutto il resto dell'Italia. La nostra associazione è partita da 4 fondatori, Roberto Flore, che è stato il primo che ha avuto l'idea, un'idea che io poi ho sostenuto, e poi si sono associati altri amici di MySpace che sono Antonello Lombardi, Patrizia Cossu e Di Loi, e poi piano piano si sono, insomma, aggregate tante altre persone come soci sostenitori e il numero sta crescendo sempre di più, insomma. Buon lavoro per voi, ma io ritornerei a parlare invece di quello che è il tuo amore, l'amore per l'arte, i tuoi quadri, le tue opere. Sì. Niente, io sono una pittrice e anche una poetessa, sono iscritta alla SIA e scrivo canzoni, cioè poesie che vengono prese. Ho sentito dire, avvicinati, ho sentito dire che stai scrivendo qualcosa per me, è vero, per il nuovo disco? Sì, è vero? Verissimo. Mi hanno detto? Sì. Ah, perfetto, no, era una curiosità, sai, voglio dire. Quindi tu sei poetessa, scrivi? Sì, scrivo. Dipingi? E dipingo, sì. Allora, poc'anzi abbiamo parlato di MySpace. Entrate myspace.com/Chicanu, che è lei, d'accordo? Entrate dentro per vedere queste opere incredibili che sono lì in esposizione per il godimento poi dei nostri occhi, no? Perché sono bellissime. Tra l'altro ci tengo a sottolineare che sono le opere di MySpace, opere vecchissime che risalgono appunto ai miei 17-18 anni, perché non è che lo stile sia cambiato molto rispetto ad allora adesso, ma sto lavorando più sull'iperrealismo, mentre prima ero più sul surrealismo, anche se devo dire che io adesso non sono legata a nessun ismo perché non seguo nessun manifesto, non mi piace seguire i consigli di nessun critico e non accetto i consigli di nessun critico. Mi definisco un artista indipendente perché credo che quello che è dentro non debba essere frenato da nessuno, per nessuna moda, per nessuno scopo di lucro. Se vendo bene, se non vendo io sono felice comunque perché sto esprimendo quello che ho dentro. Questo è poco ma sicuro. Sì. Anche se non credo che sia molto facile poi ragionare con questi pensieri, ma credo che sia giusto. Sì, diciamo che la maggior parte degli artisti hanno paura di prendere delle posizioni da questo punto di vista perché hanno paura di vedersi le strade bloccate. Io non ho paura di questo perché ho un lavoro che mi dà da mangiare, faccio anche l'infermiera professionale, per cui mi sento libera, artisticamente mi sento libera. The fire in your eyes makes me sweat, makes me shiver inside.
Am I dreaming? Go Venus, just hold my hands. Naked, perfect, so beautiful. You turn me up and down, I'm spinning round and round. You never get enough, baby doll, you're a shining star. Bentrovati, siamo a Villa Mimosa, Sassari naturalmente. Oggi qui si festeggia una giornata importante perché in occasione di monumenti aperti c'è anche il festeggiamento del terzo anno di vita di un grande mondo che è quello degli sbandieratori. Noi siamo in compagnia di Danilo Nardi, buongiorno, organizzatore e creatore di questa grande iniziativa. Sì, diciamo che creatore può essere, però sicuramente poi i ragazzi hanno preso piacevolmente il sopravvento e stanno organizzando tutta l'attività per conto proprio. Inizialmente questo è stato un progetto che è nato a scuola, io sono un professore dell'IPIA e in ambito scolastico questa attività si è sviluppata perché abbiamo partecipato a un concorso bandito dal Banco di Sardegna. I ragazzi hanno proposto questa attività che è mista tra una attività di tipo di spettacolo, diciamo, gli sbandieratori per l'appunto, e un'attività propositiva e creativa, cioè gli costumi che state vedendo, le bandiere che hai visto, sono costumi e bandiere creati dalle ragazze del corso moda della nostra scuola. Tra l'altro voi vi siete rifatti a quello che era il periodo storico del 1200, cioè quando i pisani stavano qui in città. Certamente, questo è il periodo che noi vogliamo riproporre all'attenzione della città di Sassari. Ovviamente gli studiosi queste cose le sanno sicuramente meglio di noi, però molto spesso il cittadino comune, diciamo così, crede che ad esempio la tradizione più radicata in città, la tradizione dei candelieri, risalga al voto che è stato fatto in base alla pestilenza del 1500. Questo è tutta realtà, è vero, però in realtà la tradizione dei candelieri, secondo noi e secondo gli studiosi, è una tradizione di origine pisana. Pisa è stata dominatrice della città di Sassari alla fine del 1200. In quell'epoca Pisa ha lasciato notevoli segni dal punto di vista della lingua e anche del costume. Noi pensiamo e proponiamo comunque alla città di rivisitare questo periodo storico in maniera un pochino diversa, cioè pensando che proprio i candelieri hanno origine in quel periodo. Poi successivamente hanno avuto lo sviluppo e continuano a avere lo sviluppo che attualmente tutti conosciamo, però noi riproponiamo questo particolare faccia della storia della città di Sassari. Tanti ragazzi che fanno parte di questa scuola che si ritrovano, socializzano in occasione di questo spettacolo che vi ha portato in oltre 100 apparizioni. Sicuramente, ormai sono 100 gli spettacoli in cui siamo apparsi in tutta la regione, anche in ambito nazionale. Per la verità anche in ambito europeo i ragazzi hanno soltanto via filmato, diciamo, però hanno partecipato a Bucarest rappresentando l'Italia a una manifestazione europea, hanno partecipato a Barcellona sempre rappresentando la nostra scuola ma anche la città di Sassari, e quindi diciamo hanno fatto anche uscite al di fuori dell'ambito regionale. Comunque in ambito regionale, diciamo, tutte le province della nostra regione le abbiamo già toccate. Inutile dire, o forse è utile dire, che hanno sempre riscosso notevole successo, ragazzi splendidi, affidabili, entusiasti, e trasmettono questo entusiasmo al pubblico che li vede. Professore, domanda, ma Sassari come vive l'iniziativa degli sbandieratori che, lo ripetiamo così come abbiamo fatto all'inizio, è al terzo anno? Dobbiamo dire che Nemo profeta in patria, forse è proprio la città di Sassari che è la città in cui siamo meno conosciuti. Comunque ci proviamo, queste sono iniziative splendide che a noi servono proprio per proporci, anzi siamo qua per dire ai ragazzi di tutte le età, dai 2 ai 102 anni, noi diciamo sempre di venire da noi, vedere l'attività che svolgiamo, provare. Noi socializziamo, i ragazzi nostri socializzano, oltre a socializzare rappresentano se stessi nel migliore dei modi, quindi questi ragazzi molto spesso al sabato pomeriggio, anziché essere a giro gironzolando vagamente per la città, sono a fare le prove, cioè a creare un qualcosa in cui credono, che gli provoca entusiasmo e che comunque è la base stessa, è la storia stessa della città.